Prima di tutto vi spiego un po' come funziona il gioco. Si prende aria solo dal naso, solo aria dal naso, ok. Quindi le guance vengono utilizzate come riserva. C'è un momento che è quello più delicato in questa tecnica, che è quello in cui si devono svuotare le guance. Per svuotarsi le guance bisogna contrarle. Tutti possiamo farlo, ok? Dito. Gonfiate e spingete. Spingete forte e nel frattempo respirate col naso. Le guance non si devono sgonfiare quando respirate col naso, devono essere sempre dure. Devono essere, sempre contratte quando respirate col naso. Ok? Quindi voi state respirando col naso e state spingendo l'aria fuori dai polmoni. Molto prima di aver bisogno d'aria, dovete strizzare le guance, ok? E prendere aria dal naso, ma pochissima aria. Non dovete respirare così, dovete avere piccole ispirazioni, ok? Piccolissime, velocissime anche. Ok, quindi strizzate la cannuccia, perché più aria passa più è difficile. Quindi una volta che avete capito la tecnica, piano piano mollate la presa dalle dita e fate passare più aria. Però all'inizio, adesso, dovete far passare pochissima aria. Meno ne passa, più è facile. Ok? Quindi strizzatela bene, inserite la cannuccia nell'acqua, iniziate a spingere con i polmoni, ma senza aspettare, quindi fatelo subito, perché più andate avanti più siete deboli. Quindi prima lo fate meglio è. Strizzate le guance e respirate col naso, ok? Così.